Ancora una volta gli allievi del liceo musicale Sebastiano Satta di Nuoro hanno dato un saggio dell'alto livello di preparazione raggiunta proponendo il tradizionale concerto di Natale che ogni anno si arricchisce di nuove capacità musicali ed espressive. In un teatro Eliseo al completo gli allievi del liceo nuorese hanno proposto un ricco repertorio che ha spaziato dalla musica classica a quella moderna, con brani per ensemble vocali, strumentali e per orchestra, da Chopin a Prokofiev e da Mozart a Beethoven. Un evento che è stato organizzato dall'Istituto Scolastico in collaborazione con il Lions Club Nuoro Host e il patrocinio dell'amministrazione comunale cittadina. Un concerto che ha la funzione di mostrare alla cittadinanza e ai genitori e agli allievi l'alto livello raggiunto nelle diverse classi, dalla chitarra al pianoforte alla musica d'insieme. A chiudere la performance l'orchestra e il coro del liceo musicale che hanno proposto brani di Albeniz, Dvorak e Mozart. Nel corso della serata sono esibiti anche gli ex allievi del liceo Satta e l'orchestra da Camera della Sardegna che hanno dato prova di grande maestria. La manifestazione su iniziativa del Lions Club Host di Nuoro aveva anche la funzione di raccogliere fondi per l'assegnazione di alcune borse di studio destinate agli studenti meritevoli del liceo musicale. Questo al fine di consentire loro la partecipazione alle masterclass di pianoforte e clarinetto che si svolgono tutti gli anni ad agosto a Santo Lussurgiu. Il concerto di Natale degli allievi del liceo musicale Satta di Nuoro andrà in onda in versione integrale su Tele Sardegna domani 25 dicembre alle ore 21.